Gli operai e gli impiegati più robusti sono a nord-est. Secondo una ricerca della CGA di Mestre, i lavoratori dipendenti del Veneto rimangono a casa mediamente 15 giorni e mezzo all'anno, con il punto più basso toccato in Trentino Alto Adige con 15,3 giorni. Un abisso, o meglio quasi 20 giorni di differenza con i lavoratori pubblici della Calabria che, sempre secondo la CGA, si ammalerebbero per 34,6 giorni all'anno. Lavoratori veneti esemplari nel settore pubblico, anche secondo i sindacati. Poi sono alcune categorie, non so, prendo i vigili, prendo le maestre ancora di più, non stanno mai a casa. Come dire, c'è dipendente pubblico e dipendente pubblico, come è emerso nel caso dei vigili di Roma a San Silvestro. Un caso limite, ricordano i sindacalisti veneti. A Roma da mesi una lunga vertenza sul taglio del salario accessorio sta creando forti tensioni. Un clima lavorativo sano, le persone anche col 37,5 di temperatura vanno a lavorare in un clima teso dove il datore di lavoro non ti ascolta, dove hai forti problematiche, e con il 37 stai a casa. Generalizzare è sbagliato, dicono CGIL, CISL e UIL. Il clima lavorativo nel pubblico è condizionato da 5 anni di contratto scaduto, da rapporti interni a volte scorretti, da una riforma della pubblica amministrazione che non parte mai. Nonostante questo, la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici sono persone serie. vanno ridate serenità e rispetto ai lavoratori di un settore criminalizzato spesso in maniera generica, dice la CGIL. Renzi ha rinviato a febbraio-marzo il problema vero della licenziabilità degli assenteisti o dei dipendenti pubblici che rubano lo stipendio. Io credo che questa sia ancora una volta propaganda.